Pietro Cangemi di Torregrotta, seconda giornata del campionato Under 14 regionale siciliano per il girone barcellonese. Il Torregrotta, reduce dalla larga vittoria per 12-0 contro la Messana, ospita un'Aga Messina che invece ha ottenuto una netta affermazione per 7-0 contro la New Eagles nell'ultimo turno. Dirige l'incontro il signor Andrea Ermito della sezione di Barcellona. Pozzo di Cotto 4-4-2, questo l'assetto scelto dal tecnico torrese Mirko Lamacchia, che schiera di fronte agli Annello, Gazzara, Foti, Interdonato e Spada, con Gitto, Lamacchia, Naccare, campo in mediana, tandem offensivo composto da Pulito e Giunta. Grazie all'ausilio e alle immagini che ci giungono da Francesco Morabito passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre dopo due giri di orologio con l'angolo di Lamacchia che imbecca la testa di Interdonato per il vantaggio torrese. Ancora Torregrotta, Ctrl C Ctrl V, questa volta il corner è dal lato opposto. Spada non riesce a gonfiare la rete al settimo e Doddis invece per l'Aga Messina a servire in profondità. Alessandra supera Iannello a porta sguarnita, fa 1-1 per l'Aga Messina. Cuore per il numero 7 in completo bianco, torna ad offendere però il Torregrotta con Giunto che manda Pulito davanti a Vecchio, ha un'autostrada di fronte a sé, il numero 10 se la prende e fa 2-1 per il Torregrotta. Al 13esimo non sono ancora sazi i rossoblu, con la Macchia che lancia in corsia Giunta, uno sguardo in mezzo dove trova Pulito, si libera bene e con una netta incornata fa 3-1 per i torresi. Al 17esimo risultato che diventerà ancora più rotondo con la sventagliata parabolica di La Macchia per Pulito. L'infortunio di Vecchio spalanca la strada al numero 10 che quasi nemmeno si accorge del pallone, deve solo depositare in rete per il quarto gol di giornata. Tripletta personale per lui, primo tempo pirotecnico al Pietro Cangemi di Torregrotta con Acacia, in questo caso che batte Iannello con un destro che si insacca all'angolino. 4-2 Aga Messina che rientra in partita a gettare acqua però sul timido fogolaio dell'Aga Messina. Ci pensa il Torregrotta ancora sugli sviluppi da corner, questa volta è Foti a sbucare in mezzo a una selva di maglie bianche e siglare il gol del 5-2. Va così in archivio la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Ancora i calci d'angolo a farla da padrone dopo un giro di orologio direttamente da corner. Scheggia la traversa alla Macchia, inizia la girandola di cambi con Miceli, Alessi e Antonazzo che fanno il loro ingresso in campo al minuto 40, risultato che diventerà ancora più rotondo. Ancora sfruttando al meglio un calcio d'angolo con Foti in questa occasione che segna la sua doppietta personale, un altro stacco imperioso per lui. 2 minuti più tardi fa il suo ingresso in campo Majorana, minuto 45 invece palla aggiunta che dalla destra mette dentro per La Macchia dopo aver seminato il panico sull'auto laterale. Due tempi riesce a gonfiare la rete per il 7-2 di giornata. 47esimo tocca anche ad Arnaud fare il suo ingresso in campo al 50esimo. Show personale di Pulito che va per il poker personale, punta un avversario in surplus, va con il destro a giro Pulito. 8-2 si prende la scena il numero 10 di Mister La Macchia, autore di un poker quest'oggi, dentro Rando, Orlando e Crisafulli tra le fila torresi. Nell'entrare forse un eccesso di confidenza per Crisafulli che per poco non vede violata la propria porta. Fortunato il neoentrato in questa occasione. All'ora di gioco La Macchia duetta con un compagno, palla dentro per Interdonato, ennesima zuccata questa volta che centra il legno. 66esimo, ultima emozione di questa sfida con il filtrante per Alessandra che calcia addosso a Crisafulli. Prima parata per il giovane portierino neoentrato. Va così in archivio questa sfida a Torregrotta Aga Messina è già storia e termina per 8-2. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.